Siamo giunti alla terza corsa, confronto riservato ai gentleman, 2 ritiri Bimbo di 1000, Bacco Bacciò, Aaron Del Ronco, Zefiro, Batman Griff, Zaira dei Veltri, Carlotta Wise L, Bonnie Expritz in prima fila, in seconda Zaffiro Como, Bugea Pax, Azkaban Font, Emily Pan, Champs dei Greppi in terza fila, Aquila della Notte. I favori in chiusura per Champs dei Greppi, Zaffiro Como l'alternativa principale. Macchina intanto che lascia andare i concorrenti, partiti in partenza, cerca di sfilare Numero dall'esterno 1, Aaron Del Boniek Ronco, Spritz, squalificato. velocissimo Boniek Spritz dall'esterno, riesce a sfilare e guida dopo 100 metri nei confronti di Batman Griff, che ha superato a sua volta Zefiro, poi Bugea Pax in quarta posizione lungo la corda, primi 200 molto svelti, 14,4 dall'esterno della prima fila. Bonnie Experience ha preso il comando, ora però si fanno luce Zefiro e all'esterno Emily Pan che viene via in terza ruota e prova a seguirla Champs dei Greppi. Tanto è Zefiro il primo a portarsi su Bonnie Experience dopo 500 metri di gara, terza ruota costante per Emily Pan, seguita da Champs dei Greppi, al largo anche Bugea Pax che è spostato dalla corda, 45,5 di 600, si viaggia a discreta andatura con Bonnie Experience che continua a comandare nei confronti di Zefiro. In corda c'è sempre Batman Griff, percorsi esterne, Bugea Pax con in terza ruota Emily Pan, poi Champs dei Greppi che la segue. Corsa ovviamente durissima per i cavalli di terza ruota, e il chilometro se ne va in 1,16,6, anche perché l'andatura si è mantenuta discreta fin qui. Emily Pan prova ancora a superare Bugea Pax, 500 dalla conclusione. Charles dei Greppi prova a sua volta a muoversi in quarta ruota, si attacca alla curva conclusiva con tentativo di Charles dei Greppi che è filato da Zaffiro Como. In vantaggio però è sempre Bonnie Experience al completamento della curva, ingresso in retta d'arrivo, ancora un paio di lunghezze di margine su Batman Griff che si impegna al suo interno. Batman Griff nel finale guadagna terreno, Batman Griff su Bonnie Experience sul palo, è probabilmente Batman Griff, ma arrivo davvero stretto anche questo. Andiamo a rivederlo. Batman Griff qui sicuramente si avvantaggia, ma torna Bonnie Experience che riguadagna terreno all'avversario e sul traguardo però è proprio Batman Griff con Giampaolo Carlotto che viene a vincere questa corsa riservata ai gentleman sfruttando l'open stretch. Batman Griff e Giampaolo Carlotto per conto di Mario Greco vengono a vincere questa corsa gentleman. Il minimo vantaggio ma evidente anche nel rallenti e poi anche nel fermo immagine che ci viene proposto dalla regia e che ora viene anche mandato nel maxi schermo. La vittoria dunque per Batman Griff e Giampaolo Carlotto.